Bella raga, ciao a tutti dal commento veneziano, corrono vai di WWE veneziano contro Roman Reigns, cioè veramente, questo è un match un po' curioso. Ah, ho messo la roba, però vabbè, ho sbagliato. Ok. The Shield. Ecco Romano, Roman, Roman. Questo è un match abbastanza duro, purtroppo ho perso il match contendente, però alla fine a SummerSlam l'hanno fatto, quindi pazienza, però comunque siamo vicini per gli Stati Uniti. Vai Fioi. Roman però ragazzi, Roman c'è. Ma il cume però a cuore. E ancora Roman. Che culo. Bravissimo, questa tipica mossa comandiana, una delle più tipiche. Eccola qua. Ciao piccolo Roman. Roman. Comunque l'Universe comandiana è iniziata bene per Veneziano. Alla fine, dopo la prima sconfitta con Rollins, è andata bene. Insomma, col triple threat è stato solo sfortunato che purtroppo non sono riuscito a fermarlo. Purtroppo questo è il rischio dei triple threat match. Veneziano rientra. Roman c'è. Si è difeso molto bene Roman. Ma anche Veneziano non è da meno. Aia. Però il come si incazza. E se il come si incazza sono dolori per Roman. Vai un bel suplex. Un buon suplex comandiano. Siamola ragazzi, siamola. E queste mosse per me sono fondamentali. Staccano il ritmo dell'avversario. Purtroppo io nelle sottomissioni sono scarsissimo. Eccola là. Infatti anche Roman la fa. Aia. È un bel animalotto anche Roma, eh. Troppo lento. Ecco, questa la sento. Questa la sento. Brutto errore, mamma mia. Due brutti errori qua di Veneziano. Passa in vantaggio. Bravo, come sì, cazzo. Questa ci voleva proprio. Vai, Kuma, incazzati. No, l'avevo parata però questa. Merda. Sono è un match molto equilibrato. Bravissimo Kuma. Bravo. Mi ha parato la special. Questa è pesantissima. Pesante. Veneziano si salva! Ah, non era la finisher però. Cazzo. Peccato. Bravo Kuma. Dobbiamo stare molto attenti perché alla finisher il porco. Bravo Kuma. Non diamogli fiato. Qua ragazzi devo spammare assolutamente. Non devo dare fiato a Roman. Ormai le sta parando tutte queste qua. Non mi interessa, mi dispiace Roman, ma... È stanchissimo però Veneziano. Bravo Kuma. Veramente l'unica cosa che potevo fare era questa. Vediamo se me la para questa volta Romano. Ciao Romano. Qua Veneziano ha usato un'esperienza che è incredibile per un ragazzo che è al quinto match. Bravo Kuma, bravo. È stanchissimo però, ragazzi, è stanco. Chiaramente ho sprecato tante energie nel fare tutte quelle mosse. Dai, recupera, Kuma, recupera. Archeo! Archeo! Ti prego. 1, 2. Sì! Ciao, ciao Roman. Grandissimo. Questa è una vittoria veramente di cuore, Fiori.
questo livello di difficoltà è duro, ho sfruttato alla grande, non mi ha fatto, se mi faceva lui la finisher perdevo sicuro, grande veneziano. Qua vince Natalia, AJ Lee è un mostro, Lesnar vince chiaramente, John Cena 7, buona vittoria per raga, siamo a Night of Champions, Nick Bella, AJ Lee. AJ Lee tiene il titolo ancora, Rey Mysterio, Rusev, Rey, RVD, perde, Intercontinental Jimmy Uso, Cesaro, Jimmy Uso prende la cintura, Cesaro l'ha tenuto solo una settimana, Goldberg, Lesnar, ma questo non è per il titolo però, attenzione, quindi è solo per la rivalità, diciamo col Brocca, vince il Brocca, Stone Cold, Batista, vince Batista, Seth Rollins, Cena, John Cena tiene ancora la cintura, Cena veramente dominatore, assoluto. Per i pay-per-view ancora presto. Kali, Goldust, Age, CM Punk, Triple H, Ric Flair, AJ in Italia, John Cena, Seth Rollins, Goldberg, Sheamus. Niente, veneziano ancora non è degno dei pay-per-view, ma con calma ragazzi, c'è ragazzi un altro pay-per-view che purtroppo non è ancora, non abbiamo match, penso, purtroppo primo anno è così per i rookie della WWE. Vediamo AJ se mantiene ancora il titolo. Oh, finalmente Natalia va a strappare il titolo ad AJ Lee. RVD ancora questa rivalità infinita veramente tra RVD e Eric Rowan. Vince RVD, Big Show, Luke Harper. Vince Luke Harper, incredibile sconfitta per Big Show. Mark Henry con dei Miz, altra rivalità, stavolta Mark Henry perde. Titolo del mondo, vediamo se John Cena lo ottiene ancora, e John Cena lo ottiene ancora. Triple Threat, Daniel Bryan, Booker T, Batista, questo è un gran bel match. Batista. Oh, eccolo qua, United States Champions, Bill Goldberg, Sheamus. Attenzione, Sheamus perde la corona, vince Goldberg, campione degli Stati Uniti, è tornato Bill. Buono raga, andiamo qua, come siamo messi? Siamo ad ottobre ragazzi, c'è Hell in a Cell e niente, per il momento non riusciamo a beccare un pay per view. Vediamo qua a ottobre, abbiamo un triple threat con Goldberg e Ric Flair, niente, cioè, veneziano deve affrontare proprio i mostri, cioè no, un match facile, niente. Ma buono raga, nel prossimo video questo triple threat che non amo particolarmente perché sono, come abbiamo visto, molto rischiosi. Raga, un saluto dal Cubandone veneziano. Ciao!